a partecipare ai lavori delle nostre commissioni. Piras, prego, grazie. Oggi sono l'unico sardo in commissione, mi corre l'obbligo. Intanto anch'io ringrazio l'assessore per la disponibilità. In premessa una cosa, sarebbe utile, io non so se questo è già previsto, ma che venisse audito anche il sindaco di Villassoro. Per una questione che il sindaco, che l'assessore ha appena detto, e cioè che su Villassoro ricade la gran parte, diciamo, del territorio occupato dalla base di Decimomannu. Questo andava evidentemente specificato perché al di là della classificazione, dell'ubicazione, diciamo, nella denominazione, poi si tratta di una base NATO che ha su Villassoro la maggior parte dei terreni. Non ho grandi domande da fare perché ha già detto molto l'assessore, ha riferito ciò che poi noi in realtà in parte già sappiamo, diciamo il fastidio derivante dal sorvolo, probabilmente anche in qualche occasione, questo è successo soprattutto nella Costa Verde e ad Arbus, l'incidentale, così si dice, insomma, così ci ha detto il Ministro, superamento della velocità del suono da parte degli aerei supersonici e quindi anche qualche boato che a volte crea qualche problema, diciamo anche un po' di paura nella popolazione locale, anche fra i bagnanti, perché a differenza di Decimomannu, che è un comune dell'entroterra, possiamo dire, Arbus invece ha 40 e più chilometri di costa, per lo più, diciamo, sottoutilizzata dal punto di vista turistico, e anche lì dove viene utilizzata da attività turistica poi viene danneggiata dall'attività militare copiosa che si svolge sul poligono di Capofrasca. Perché vorrei che restasse agli atti, diciamo, che la Commissione sapesse, qualora insomma, non fosse risaputo, che le due cose non sono disgiunte. Non parlo di Arbus e di Capofrasca quando c'è l'assessore di Decimo a caso, visto che il poligono di Capofrasca, che è il terzo poligono per ordine di grandezza della Sardegna, d'Italia e anche d'Europa, perché i tre più grandi stanno in Sardegna e quindi sono anche i tre più grandi d'Italia e anche i tre più grandi d'Europa, il poligono di Capofrasca è pertinenza della base di Decimomannu. Ed è insomma, il luogo di addestramento e sperimentazione dell'aeronautica militare, in particolare di quella tedesca, ma non solo di quella tedesca, e dove si svolgono esercitazioni a fuoco, di tiro a fuoco, aria-terra e mare-terra. È una pertinenza di quella base per cui non è irrilevante, anche rispetto, lo dicevamo prima in sede informale col sindaco, non è irrilevante, diciamo, rispetto al futuro della base di Decimomannu, il futuro del poligono di Capofrasca, perché si è riaperto il dibattito in questi giorni sui poligoni in Sardegna, sulle servitù militari, e la posizione di uno del partito di maggioranza relativa in questo momento è quella confermata di qualche anno fa ad esito della commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito che ipotizzava la chiusura di 2 poligoni su 3 in Sardegna, fra questi quello di Capofrasca. Non sarebbe irrilevante rispetto al funzionamento della base di Decimomannu e quindi probabilmente non sarà irrilevante confrontarsi con le comunità locali nel momento in cui questa soluzione dovesse diventare operativa, cioè la chiusura del poligono di Capofrasca. Mi dispiace che non ci sia il sindaco di Arbus, so che ha lasciato a verbale un contributo scritto che non ha ancora avuto modo di leggere. Mi corre l'obbligo però di segnalare agli atti, di lasciare agli atti anche le testimonianze raccolte su ciò che accade a Capofrasca, perché si capisce bene quando si dice esercitazioni mare-terra, aria-terra, poi magari se si va ad indagare anche i punti e le virgole di quello che è accaduto nei decenni all'interno di quel poligono, si scopre anche la ragione per la quale
fra i dipendenti militari e anche fra quelli civili incidono tassi di forme tumorali assolutamente elevatissime, dal momento che neppure le norme minime della 626 che valgono per tutti vengono rispettate all'interno di quel poligono, che il personale civile e quello militare ha spesso operato una prima bonifica che si fa, cioè raccolgono i frammenti di materiale esploso dalle esercitazioni, le hanno raccolte a mani nude. Abbiamo testimonianze molto importanti su questo, di personale anche graduato che ha subito, si è ammalato di varie forme tumorali, e sono cose che vanno messe agli atti, dal momento che chi ha gestito quei poligoni e chi comanda quelle operazioni non ha curato neanche la sicurezza del personale che ci lavora. Sono aree nelle quali non è stata mai operata una bonifica, per cui sono aree a fortissima contaminazione, e anche da questo punto di vista va aperto un ragionamento, perché è del tutto evidente che sulla mia posizione politica credo che non ci sia dubbio, né su quella pubblica né su quella riportata verbale in discussione, sulla necessità che in Sardegna vi sia un ridimensionamento della presenza militare, delle servitù militari, e una riqualificazione dell'esistente, e anche un ridimensionamento attraverso non solo la chiusura ma anche la riperimetrazione di alcuni poligoni. Però va detto che così come in altre occasioni è capitato, penso ad esempio alla Maddalena, che non si può pensare che questi 50 anni siano passati per servitù esclusiva degli interessi della difesa dello Stato nazionale e anche delle nazioni alleate, che questi 50 anni di asservimento ad interessi superiori vengano lasciati non indennizzati nel momento in cui si chiude quell'esperienza, perché va operata una bonifica e perché per le bonifiche ne servono tantissimi soldi, perché quei tantissimi soldi non possono essere negati a una terra che potrebbe tranquillamente campare di altro, perché i danni prodotti dalla presenza militare sono consistentissimi. Se parliamo di Capofrasca bisogna parlare di Decimomannu, bisogna parlare anche di Sant'Antonio di Sant'Adi, che è una specie di villaggio fantasma che si è spopolato in seguito all'insediamento del poligono di Capofrasca e alle condizioni di invivibilità sostanziale di quel territorio, dal punto di vista della sottrazione di territorio, dal punto di vista dell'impatto acustico di quelle operazioni, dal punto di vista del transito di materiale bellico e quant'altro. C'è un intero villaggio che è diventato un villaggio fantasma, come quello di Quirra di cui abbiamo parlato qualche tempo fa. Ecco, insomma, cominciare a pensare a un'operazione di grande, possente, di risarcimento e di investimento su quel territorio è il minimo dovuto a una terra che ha subito in questi 50 anni delle deprivazioni piuttosto consistenti per l'attività militare, per l'interesse della difesa. Ecco, questo chiederei, se una domanda più che specifica, più politica generale, su questo terreno, qual è l'opinione della